scopre. 43 milioni di lire sono il cospicuo bottino di una rapina messa a segno stamane alla filiale di Casale sul Sile della Banca Cattolica del Veneto. Erano circa le 9:45 quando due malviventi, giunti a bordo di una Ritmo targata a Venezia e rubata qualche giorno fa a Scorzè, sono entrati in banca a volto scoperto, mischiandosi ad una trentina di clienti che in quel momento affollavano gli sportelli. Una volta all'interno, i due hanno indossato dei passamontagna, estraendo due grosse pistole a tamburo e minacciando i presenti. Un rapinatore molto calmo ha tenuto a bada i clienti terrorizzati. Il suo complice, invece agitatissimo, ha urlato minacce a tutti, si è rivolto ad un funzionario della banca e si è fatto consegnare il denaro contenuto nelle casse, appunto circa 43 milioni. Il tutto è durato 5 minuti che, come ci ha raccontato questo impiegato, sono sembrati a tutti un'eternità. La paura però non è finita per il vice direttore della banca, Rolando Mattiuzzo. Il funzionario è stato infatti preso come scudo dai rapinatori che, puntandogli una pistola al fianco, lo hanno costretto a seguirli sino all'esterno della banca dove avevano parcheggiato la loro auto. Fortunatamente, un attimo prima di fuggire, hanno lasciato andare il Mattiuzzo. Anche per lui quindi tanta paura ma nessun ulteriore danno. Mentre i due rapinatori si davano alla fuga è subito iniziata una vasta battuta da parte dei carabinieri e della polizia, che però sinora non ha dato esito. Sindaco Giuliato, benvenuto intanto. Si ricorda di questa rapina? Quanti anni aveva? Grazie. Beh, io sono del 72, quindi... Siamo nell'87 qua. Siamo nell'87, quindi eravamo alle superiori, io tra l'altro non le ho fatte a Treviso ma le ho fatte a Mogliano, e proprio in quella location che avete mostrato lì vicino noi alla mattina prendevamo il pullman che ci portava a Mogliano proprio perché non c'era il servizio. E io la ricordo sì, perché poi sono quegli eventi che in un paese segnano moltissimo, che per settimane, quando vai al bar, quando vai a vedere la partita della squadra di calcio, quando vai in parrocchia, tutti portano il loro contributo, no? Perché non era, in quegli anni non c'era come oggi tutti gli strumenti informatici, quindi il passaparola era il giornalismo del paese. E non era l'unica purtroppo, perché io anche... Beh, poi lì avendo la Iesolana... Esatto, era proprio questo, essendo l'SP64, l'SP67... No, non so se avete notato, l'SP64, si siede che fa il sindaco. Deformazione professionale da sindaco. SP sta per strada provinciale, diciamolo, perché mica tutti fanno certo. Il sindaco. Esatto, allora c'è l'SP67 e l'SP64, parliamo della Zermanesa, da Mogliano si va verso Roncade, ecco, piuttosto che la famosa Via del Mare, che era la Iesolana che da Treviso, esatto, a Sant'Onì si andava a Jesolo, e io ricordo 1982 quando vincemmo i mondiali, noi siamo rimasti in strada diciamo con la bandiera italiana e aspettare tutti i tedeschi che attraversavano la Iesolana per andare a Jesolo, sventolare questa bandiera per 10 giorni nell'82, li ricordo come fosse ieri. Ecco, allora, noi abbiamo convocato il sindaco di Casale perché abbiamo fatto una ricerca sulle immagini storiche del paese, e anche perché attraverso queste immagini vogliamo capire come evolve una comunità, come è evoluta una comunità, se nel bene o nel male, perché così è per riflettere. Abbiamo visto intanto il discorso della rapina e abbiamo capito che l'informazione proprio nei paesi rimaneva attraverso i bar, oltre che naturalmente magari l'informazione nascente di Antenna e dei giornali. Però diciamo che gli altri punti diciamo così, di aggregazione erano cos'è, i bar, la chiesa, la parrocchia, sì. Allora, proprio per questo facciamo vedere due immagini, l'inserto allo 06 di Casale Estive 1982, non è tantissimo, però giusto per capire il paese come era e se poi è cambiato veramente tanto. Continua a essere il momento di aggregazione, questo è il paese, questa è la chiesa. Non è cambiata tantissimo. No, assolutamente, diciamo la fisionomia anche della mura di cinta. La rotatoria sì, però. La rotatoria sì, perché è stata allargata la piazza con interventi urbanistici dei precedenti sindaci, e mentre proprio qui vediamo la Iesolana, la Villa Bembo era sede municipale, adesso è biblioteca. Da dietro alla Villa Bembo che c'è quella specie di traliccione, quella specie di ciminiera, cosa c'era dietro lì? No, beh, dietro questa è Villa Bembo. Abbiamo visto nell'infilata, magari poi il nostro... L'acquedotto forse. L'acquedotto. Sì, è l'acquedotto in via Bonisiolo, che è il confine proprio con la frazione di Bonisiolo.
quello è l'acquedotto. Questa è attualmente la sede del nostro centro culturale, dove chiaramente facciamo tutti gli eventi, però all'epoca era il municipio, la vecchia sede del municipio, quando io per la prima volta entrai in un palazzo pubblico, entrai in Villa Bembo. Villa Bembo. Adesso invece torniamo in studio perché voglio far vedere, facciamo un salto diciamo così al 1990, perché tra le storie di paese immagino che ce ne sia una che poi ha fatto parlare per molto tempo la comunità. Non dico altro, la vediamo insieme, l'inserto è il numero 15, sentite questa storia di questo commercialista. Si riapre in giornata, è scritto nel cartello. Appena arriva l'avvocato. Ma è ormai tardo pomeriggio e il cancello dell'ufficio del consulente del lavoro Antonio Battistella, in via Marconi a Casale sul Sile, attaccato alla sua abitazione, rimane chiuso. Al suo interno una serie di clienti inviperiti, una piccola parte dei 300 che Battistella aveva a Casale, altri ancora il professionista ne aveva a Meulo. Da lunedì di lui non si sa più nulla e neppure la figlia è in grado di dirci dove sia. Ancor peggio, non si sa che fine abbiano fatto i 3 miliardi, di questa cifra si parla, versati durante gli anni dai clienti che si erano affidati a lui per pagamenti di tasse, imposte e soprattutto dell'IVA. Qui alcuni clienti stazionano davanti all'ufficio, giorno e notte, rivogliono i loro soldi. Invano la figlia dice che Battistella tornerà. Io l'ho visto, mi ha detto che doveva andare via per affari. Ho capito. Che tornava. Ha lasciato una lettera ai clienti, perché è stato anche minacciato l'agenzia per quello. Ha lasciato una lettera ai clienti dicendo la verità. I clienti ormai da quello che c'è non credono più a niente e tirano conclusioni proprio così affrettate. Questi sono tutti i clienti? Tutti i clienti che vogliono le carte in 448. Qualcuno intanto si spazientisce e si sfoga al nostro microfono. Ma come se che un operaio lavora anni sorani e te assa qua carte e poi te dice tasi? Ma perché uno va da tasa? Non è giusto che uno difenda il suo che va a lavorare? Scusa sa. Perché da mio marito lavora che mette sopra il chetti e va ora 8-10 ore, quello che è giusto perché il sempre versare. Ma chi viene qua di me che non avevamo pagato l'IVA, che non avevamo pagato tasse, che c'è tutto da pagare da 3 anni, ma chi glielo fa fare? C'è chi, rammaricato, ci parla di tasse pagate che adesso però risulterebbero non pagate, di ricevute senza alcun valore. Esce la delusione di chi pensava di essersi messo in piedi un'attività e che adesso teme sia andato tutto in fumo. Battistella, intanto, non si trova. Veniamo anche a sapere che alcuni suoi dipendenti si erano licenziati perché, dicono, non ricevevano lo stipendio. Sono voci. Saranno vere? Di certo c'è che anche l'ultimo sparuto gruppo di clienti che stazionava davanti all'ufficio di Battistella se n'è andato. Adesso della vicenda si occuperanno i legali, sperando che il professionista nel frattempo dia notizie di sé. Si ricorda sta vicenda? Sì, la ricordo molto bene perché proprio creò delle difficoltà a diversi imprenditori della zona, in quanto avevano una grande, riponevano sul professionista citato, un'ampia fiducia. Non so bene, devo essere sincero, come sia finita perché poi magari non l'ho seguita, però ad esempio nell'immagine io ho riconosciuto il signor Cenedese Lorenzo, che poi tra l'altro è anche stato il presidente dell'Associazione di Protezione Civile di Casale sul Sile, e la signora lo conoscevo molto bene perché abita vicino a casa mia, e il professionista, questo posatore di piastrelle, era proprio il signor Bellio, chiamato l'artista proprio perché posava parchetti, scusate, non piastrelle. E lo vedevo spesso proprio al bar. Non so se avete notato però, in un servizio nel 1990, il signore si ricorda tutto di tutto. Sì, Ed è questo che secondo me era importante vedere, il fatto che la comunità, la piccola comunità, chiamiamola piccola perché Casale comunque non è piccola, però è coesa, cioè tutti si conoscono. È strano che in una situazione dove tutti si conoscono però un commercialista riuscisse a fare una cosa di questo genere, ma forse perché in realtà tutti riponevano fiducia. Ma secondo me Non è buono. No, la fiducia è... Non si può fare certe robe, magari uno dice così. È quello perché nel momento in cui sai che dai la tua vita di lavoro a un professionista che conosci, non stai lì come adesso, molti di noi fanno tutti i controlli incrociati, devi fare un metro cubo di carte per fare un'azione. In quegli anni la fiducia, la stretta di mano valeva più di un metro cubo di carte, di burocrazia. E quindi, ed è una cosa che secondo me noi ci siamo dimenticati. Siamo dimenticati come ci siamo dimenticati il buon senso delle cose, e quindi ci appelliamo sempre a normative e purtroppo la normativa non norma il buon senso delle cose.
E questo Questa è viene a una bella mancare. riflessione che lasciamo ai nostri telespettatori. Adesso però, siccome il tempo scorre, io di cose da far vedere ne ho, andiamo a vedere l'inserto dell'RVM 03, perché visto che il sindaco ha memoria fotografica, vediamo se attraverso questi volti di questi bambini riconosce qualcuno. Siamo nel 1984 e siamo agli asili, eccolo qua. 1984, 19, 11 e questi sono tutti i bambini dell'asilo, adesso ovviamente qui si vede poco, però questi, magari adesso questi qui di sottofondo si sentono questi bambini che parlano eccetera, qualcuno magari lo riconosce perché è gente che adesso voglio dire 84 ha quasi 40 anni. Qui è già più difficile perché... Intanto che asilo è? Perché io non sono mica riuscito a capire. No, questo deve essere l'asilo, eccolo qua, le suore che purtroppo da noi non ci sono più perché giustamente anche loro hanno i loro problemi. Certo che i giochi sono veramente sono cambiati. Sì, assolutamente. Lì adesso dovrebbero avere le protesi tecnologiche che abbiamo noi, quando vai in pizzeria vedi che nessuno si parla, ma le protesi, i telefonini vanno di moda per tenerli tranquilli. Guarda adesso, guarda una volta cosa facevano, si inventavano con le costruzioni. Questo è l'asilo parrocchiale San Giuseppe che tuttora è operativo, però viene portato avanti anche dal parroco e dal personale civile, perché in effetti non abbiamo più le suore. Ecco, qui dove siamo? Perché... Questo è il piazzale della chiesa che adesso è stato rifatto. Quindi è la chiesa, è la chiesa di Casale. Chiesa, sì, io sono rimasto perché in realtà nell'archivio era asili di Casale con Scio, però ho detto che con Scio non ha quel campanile lì. No. Questo è l'asilo, questo è l'asilo San Giuseppe che è proprio di fronte alla nuova piazza. È cambiato tutto quanto? No, diciamo che la struttura dell'immobile è rimasta la stessa, mentre le recinzioni, che adesso qui vedo molto bene, è cambiata, però la struttura... Uno che arriva a Casale si fotografa questa immagine, non so se riesce a beccarla subito. Diciamo così a freddo no, io che chiaramente ho fatto quell'asilo abbiamo lì. Chiamato il sindaco per quello. Certo, io ero lì, io avevo il mio simbolo era la scala, mi ricordo il mio grembiule azzurro, me lo ricordo molto bene. Il grembiule azzurro e simbolo la scala, perché la scala? No, perché ognuno di noi, ma penso tutti, anche quelli che ci ascoltano, quando andava all'asilo aveva il loro grembiule e ognuno aveva un simboletto alla parte sinistra e per cui si perdeva impresso. Perché se si perdeva diceva questo quasi dell'asilo delle suore. Però io mi ricordo ad esempio che in quell'asilo là, una volta terminato il pranzo, si saliva al piano superiore e si andava a dormire quell'oretta, eccetera. Dopodiché c'era ancora un po' di giochi e si tornava a casa, venivano a prenderti. Guardando quelle immagini, ma le rivediamo ancora un po', Andrea, ci fai questo favore. Rivedendo queste immagini che poi vanno avanti, ci dovrebbe essere anche un altro asilo se non sbaglio. Eccolo qua, questo. Sì, e questo è quello invece pubblico, è l'asilo di Lughignano e questo è il Collodi. Il Collodi? Lughignano, sì. Dove noi stiamo facendo degli interventi proprio perché abbiamo fatto una pensilina, abbiamo rimesso i giochi nuovi. Quindi... So se si vede la macchina, 128, 1900. Sulla destra c'è la scuola elementare Polo. Ecco, ma rivedendo queste immagini, soprattutto rivedendo questi bambini nelle costruzioni, eccetera, cosa ci siamo persi? E che cosa abbiamo guadagnato? Oppure ci abbiamo guadagnato o ci abbiamo perso? No, secondo me quando si parla di bambini, di istruzione, ci si guadagna sempre perché comunque sono opere che sono state fatte all'epoca proprio perché si crede nel futuro e si crede soprattutto nei nostri giovani. Tuttora qualsiasi amministrazione, non solo la mia, crede nei giovani e cerca di portarle avanti queste attività. Chiaro che si è perso cosa? Forse c'è troppa frenesia, siamo dedicati troppo al lavoro, abbiamo troppe pressioni perché è difficile anche oggi come oggi portare avanti una vita sociale e chi purtroppo abbiamo perso le nascite, perché noi stiamo vedendo che adesso, quando sono arrivati in amministrazione avevamo il picco massimo nelle scuole, era le elementari, adesso pian pianino il picco, sentiamo anche la cronaca odierna, sta andando alle superiori, sono passati 8 anni. Quindi l'onda sta crescendo sta crescendo, la demografia scolastica sta andando alle superiori e si stanno alleggerendo questi plessi proprio perché non ci sono più le nascite. Per carità, Casale fa 13.000 abitanti, ne abbiamo 2.600 under 18, però stanno andando tutte sulla fascia delle scuole superiori. Stiamo perdendo le nascite, sì. Qui il tempo corre, io devo cambiare. Senta, ma chi gliel'ha fatto fare di fare il sindaco? Un flash da giovane? No, sai perché glielo dico? Perché adesso le faccio vedere l'inserto è lo 04 e risale a delle immagini di uno sfratto
di una famiglia di Casale, ci vedranno solo le immagini perché il servizio non sono ancora riuscito a recuperarlo, dell'85, e quando uno viene sfrattato, una famiglia, non so, magari forse la riconoscerà anche, io non sono riuscito a capire chi, una famiglia quando viene sfrattata dove va a chiedere aiuto? Dove andava nell'85? Come adesso va dal sindaco. Certo, eccolo lì. Sì. Ecco, il sindaco chi è? Il sindaco Eugenio. Eugenio. Ecco, Sì, sì. Cosa si ricorda del sindaco Eugenio? Il sindaco Eugenio io me lo ricordo quando io ero alla Rodari, scuola elementare del capoluogo, quindi scuole elementari, e è venuto un giorno a salutare noi ragazzi, io me lo ricordo, il sindaco Eugenio, perché? Perché non so se sia anche a questi tempi, però penso di sì, perché per strada mi salutano e mi dicono buongiorno sindaco, perché comunque l'istituzione nella mia epoca scolastica veniva molto rispettata. Questo valeva per il sindaco, per il medico, per il comandante dei carabinieri. Quando si vedeva l'8,50 dei carabinieri si scappava perché era l'autorità nel posto. Oggi meno perché forse questo rispetto delle istituzioni si è un po' perso. Ecco, appunto, volevo tornare lì. Cosa ci siamo persi? Ci siamo persi un po' di educazione civica per strada. Ecco. Noi quest'anno con i ragazzi delle scuole dell'istituto proprio scolastico di Casale abbiamo fatto la campagna sul senso civico, no? Il rispettare le regole. Fortunatamente siamo riusciti a raccogliere anche noi diverse firme, oltre 700, su quella proposta di legge di reintrodurre l'educazione civica nelle scuole, perché anche il buongiorno, buonasera non è una cosa da poco. Io ho visto un giorno a dire ciao a un comandante dei carabinieri, io a quell'epoca non mi sarei mai permesso di dire ciao a un comandante dei carabinieri, e allora bisogna riprendere le cose buone di una volta. Senta, però abbiamo visto il sindaco che prendeva in mano una situazione come uno sfratto. Sì, certo. Aveva più o meno poteri rispetto al sindaco attuale di risolvere i problemi dei cittadini? Secondo me aveva più potere. Più potere, sì, perché... pur essendo più in mano alla politica, perché mentre qui il sindaco certo, adesso... lo spartiacque è stato la legge Bassanini, no? Quindi, sì. Però lì aveva più potere, perché in teoria dovreste averne più potere voi adesso che siete eletti per 5 anni, salvo non venga giù un terremoto. Certo. Ma da quel punto di vista sì, perché si è eletti dal popolo e secondo me c'è anche una soddisfazione maggiore, non si compila la lista, no? Come succede in altri col ambiti. pentapartito, con i partiti, esatto. eccetera. Però c'era un potere proprio di azione, dico io, no? Allora, mentre continuiamo a parlare di questo tipo di politica, volevo far vedere l'inserto lo 01, perché parliamo di politica, parliamo di Casale, parliamo anche del Consiglio Comunale di Casale. Adesso io vi faccio vedere queste immagini, come sempre chiederò aiuto al sindaco se riconosce qualcuno, intanto il posto, perché... Questo è in piazza l'Arma dei Carabinieri, l'ex aula consigliare. Io sono arrivato io il primo anno, nel 2013 abbiamo cambiato, abbiamo fatto solo un consiglio comunale qua, siamo passati in auditorium dalle scuole. Questa era proprio, è ancora così, è ancora così. Ma partecipate allo stesso? No, io penso che oggi come oggi se arrivano 5-10 persone sono tantissime. Una volta era qui più secondo sentita. me si parlava di cave. Io sono a naso, di solito i consigli comunali partecipati così, adesso non vorrei... Ma magari anche qualche piano urbanistico, perché all'epoca Casale... Ma lei riconosce qua un po' di volti? Beh, il sindaco sì, Eugenio sì. Poi i comunisti di solito chi si certo, c'era la fazione del PC e della Democrazia Cristiana, questa la ricordo, i socialisti. Beh, conosco, ecco lì un altro signore che conosco, non mi viene in mente il nome, Pings. Quindi questa parte di chi è? Secondo me è PC, Schiavetto era un assessore anche ai lavori pubblici. Ma questa cosa è giunta di... No, un consiglio comunale, quello deve essere mio padre, quello col maglione giallo forse è mio padre, Remo Villa che poi diventò sindaco, Marcello Criveller che adesso segue la cooperativa. Diciamo sono volti storici. Siamo partiti dal PC e siamo arrivati alla DC nel giro, giusto? Esatto. E rivedere questa gente da penotti, soprattutto poi per il sindaco del proprio paese, quindi sì. Insomma, memoria storica, no? Quello che certe volte perdiamo, no? Ed è simile a quello che diceva lei, si fa fatica adesso anche a recuperare questo materiale che avete, no? E noi facciamo fatica nella nostra mente a recuperare quelle cellule che... Però lì allora tornando perché stiamo per concludere il nostro intervento, quella comunità di Casale quanto differente è rispetto a questa comunità di Casale, la sua comunità? È molto differente, perché quella è una comunità che era composta da 5.000 abitanti e tutti sapevano di tutto perché era molto coincisa la comunità.
Oggi che siamo 13.000 abitanti, abbiamo subito una forte emorragia dai territori di Mestre, si è un po' sfaldata questa cosa. Aspetta, perché il nostro Andrea Basso, visto che ha fatto questo riferimento, voleva farle un regalo, vediamo se abbiamo azzeccato. E questo è mio padre, sì. Anzi farò una foto dopo perché gliela porto domani. Sì, è stato sempre molto impegnato in politica, mio padre, la passione l'ho presa proprio da lui. Sì? Sì, perché io mi ricordo da bambino, in quegli anni che voi state tirando giù in questi 40 anni, io ricordo queste riunioni che si facevano anche a casa mia, in cui si faceva politica. Cosa manca oggi ai politici, compreso a me stesso e ai giovani come me? Non c'è la scuola politica, quindi tante volte rischiamo di dire strafalcioni, proprio perché ci manca un background di politica, di scuola, di formazione. Io fortunatamente vengo dal volontariato e nel volontariato la formazione ancora viene fatta, si fa. Perché passa il messaggio che sei al servizio del cittadino e dovrebbe non per farti gli affari tuoi. No, esatto, cioè spendi il tuo tempo. Io vengo da presidenze Avis e dagli alpini del mio paese che facciamo i 70 anni a fine mese del gruppo alpini e quindi fai qualcosa per gli altri, ma non per metterti la medaglia. Non sa, perché hai più le cicatrici. Ma funziona ancora nei paesi? Perché io questi concetti qua nelle città no, sono azzerate. Non li sento più. Sono azzerate, no. E anche in tanti paesi non li sento più, onestamente. No, queste cose funzionano se ci prendiamo la responsabilità di portarle avanti con le nostre gambe e con le nostre teste. Quindi se tiriamo fuori dalle case le persone, se creiamo progetti appetibili, perché cavalli dal divano, veda Champions League, a Juve o il Milan o l'Inter, cioè è difficile, perché sai già che al martedì e mercoledì stai attento a non fare riunioni perché non li vedi. Ma una volta invece quando la DC ti chiamava? Si partiva a testa bassa, cioè era la squadra del cuore, ecco, tanto per capirci. Caspita. Sì. È un concetto interessante, molto interessante questo, perché riuscire a fare, diciamo, tornare a fare della politica una passione non è una sfida da poco. È un sindaco che può farsela? Magari prendendosi una squadra di giovani oppure deve essere una cosa demandata a qualcuno non si sa chi? No, non si demandano queste cose, non si demandano a nessuno. Se un sindaco fa il padre padrone, no. Se un sindaco si mette a servizio e crea una squadra di dialogo, eccetera, sì, ce la si può fare. Senta, mi gioco l'ultima carta, perché non so se credo che con Andrea riusciremo a trasalzare. C'è un servizio che parla di una comunità alloggio. Siamo nel 1987, vediamola e poi ne parliamo assieme. Circa una dozzina d'anni fa, sull'orizzonte dei servizi sociali, sorgeva una nuova struttura residenziale per minori, la comunità alloggio, che veniva proposta come antimodello all'ormai collaudato collegio. Anche questa struttura è passata attraverso alcune fasi, dalle prime battaglie pionieristiche del dopoguerra, una fase critica verso le istituzioni, si è poi giunti alla contrapposizione frontale con le istituzioni, per poi arrivare, verso gli anni 70, alle esperienze poc'anzi citate di comunità alloggio, intese come un modello di micromutamento nel sociale più allargato. Ora la comunità alloggio viene da tutti considerata come una modalità di intervento fra le molteplici esistenti. Per parlare delle comunità per minori come risposta al disagio giovanile si sono dati appuntamento questo pomeriggio al centro sociale di Casale sul Sile politici e tecnici. In particolare il convegno è stato promosso dalla comunità per minori Associazione Lila, che opera in due diverse sedi, una a Venezia dal 1978 e l'altra a Casale sul Sile da alcuni mesi. Questa associazione è costituita da un gruppo di persone che con diverse specificità sono interessate e lavorano nell'ambito dell'emarginazione giovanile, intervenendo nel campo della prevenzione del disadattamento e della devianza minorile. Molte volte vengono accolti minori gravemente caratteriali che hanno vissuto in vario modo situazioni di disgregazione familiare, di abbandono e di ogni altra sorta di maltrattamento. La comunità si offre a loro come soluzione alternativa all'istituto, nel senso di una maggiore attenzione alle condizioni di vita, ai problemi e alla personalità che ogni ragazzo presenta, stabilendo per lui e con lui un progetto individualizzato di impegno comune, in vista di un recupero culturale, psicologico e di un reinserimento in famiglia, qualora esistano le condizioni. Nel dibattito che è seguito alla proiezione di un filmato televisivo sulla comunità per minori Lila, di particolare rilievo l'intervento di Laura Grifoni, direttore del carcere minorile di Treviso. Il carcere, ha detto Grifoni, rispetto a qualche anno fa presenta molta più attenzione all'inserimento dei minori e li indirizza in quelle comunità che meglio si prestano ad un lavoro individualizzato sul ragazzo, capace di plasmare sapientemente la sua personalità.
Al convegno di oggi, promosso anche grazie all'interessamento del Comune di Casale sul Sile, sono intervenuti l'onorevole Costante Degan e vari assessori ai servizi sociali delle province di Treviso e Venezia. In effetti abbiamo visto Valeria Zagolin, che a quel tempo era assessore ai servizi sociali del comune di Treviso ed era proprio presente. Abbiamo 30 secondi, sì. La comunità Lilla c'è ancora? La comunità Lilla non c'è più, però uno dei fautori di quella comunità, che è Rodolfo Rocco, fa parte della mia squadra politica, proprio perché fa parte anche di Banca Etica e quindi è molto sensibile a queste cose. Due soggetti della comunità Lilla, due persone della comunità Lilla vivono assieme, un maschio e una femmina, e una lavora in una cooperativa proprio all'interno del comune e quindi è rimasta nel territorio. Dimostrando che si può ripartire, insomma, certo, e si riesce anche ad assorbire nel tessuto. Qui si parla di disagio sociale, giovanile, insomma, soprattutto. E il compagno lavora in un'azienda di Casale. E poi c'era Costante Degan, cioè un ministro che è venuto a Casale a presiedere, quindi dimostrare che la politica anche più elevata riusciva a venire al paese. Certo. Cioè, era un altro tipo di politica. Ed è un gesto che secondo me dovrebbero fare, cioè tener conto di scendere dai palazzi romani, venire sul territorio, secondo me serve a rilanciare la politica. E con quest'ultimo messaggio, adesso noi ci fermiamo con la pubblicità, insomma avete visto, il programma fa pensare oltre che sorridere e incuriosire con le immagini storiche. Ci fermiamo con un po' di pubblicità e poi arriveremo all'ultimo blocco proprio perché andremo ad approfondire un tema, quello del Prosecco.